I dati del 2023 ci dicono che 4.200 donne sono prese in carico dai nostri centri antiviolenza, quindi è un fenomeno che è ancora molto radicato e che abbiamo il dovere di combattere, con l'aggravante che oggi abbiamo anche i nostri giovani che in un mondo che è iperconnesso, in cui ci sono queste immagini di un mondo finto dato appunto da tutti i social, dove c'è questa immagine di perfezione, sono aumentate anche le patologie legate, ansiogene legate a questo, e anche con esse la paura del rifiuto, la paura di accettare la sconfitta, e io credo che invece i no, noi dobbiamo educare i nostri ragazzi ad accettare anche i no. Sono dati preoccupanti quelli che l'assessore regionale alle pari opportunità Valeria Mantovan porta a Palazzo Ferrofini in un'aula che sta affrontando la piaga della violenza sulle donne e le forme per contrastarla. Dati ancora più gravi perché segnano spesso un'involuzione proprio da parte di quel segmento di società a cui si affida il futuro, i giovani. Io dico che dal punto di vista della normativa, dal punto di vista del personale di polizia giudiziaria dedicato a questi reati, stiamo e abbiamo fatto moltissimo. Il resto è un problema culturale ed educativo e i problemi culturali ed educativi non si risolvono con uno schiocco di dita o con un batter di ciglia. La Regione ha intanto istituito un riconoscimento alla migliore laurea sul problema. La capogruppo Dem Vanessa Camani è stata la prima firmataria della legge che ha istituito l'Osservatorio regionale contro la violenza sulle donne, di cui Gino Cecchettin ha assunto la presidenza onoraria. Le leggi non cambiano la cultura di un paese, però possono contribuire a indirizzarne l'orientamento. È capitato già nella storia di questo paese, dove seguendo la via tracciata dalla Costituzione e dei principi fondamentali abbiamo ottenuto dei miglioramenti, dei cambiamenti e delle emancipazioni anche sul tema delle battaglie di genere. È chiaro che oggi serve però non soltanto un intervento legislativo, ma un grande investimento per un cambiamento culturale.